fai da te nelle aziende per i non vaccinati o la situazione sarà ingestibile. Il presidente Zaia, a 3 giorni dall'obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro, torna sul tema caldo di questi giorni. Già oggi 30.000 tamponi al giorno nelle farmacie del Veneto, ora prese d'assalto per le prenotazioni in vista dell'obbligo del Green Pass. Federfarma pronti a farne molti di più, ma non sarà semplice. Altri 4 indagati dopo i fatti di Roma, c'è anche il leader veronese di Forza Nuova, Luca Castellini, l'accusa istigazione a delinquere. Scontro frontale a Spinea tra un'auto ed un camion, 55enne muore intrappolato nella vettura finita nel fossato. 55enne trovato morto annegato con la testa dentro un tombino in centro a Padova, forse cercava di recuperare qualcosa che gli era caduto, indaga la polizia. Ho avuto paura ma bisogna reagire, parla la 94enne che ieri pomeriggio è stata rapinata in casa a Conegliano, intanto è caccia all'uomo. ACC a fine corsa, la produzione si fermerà a fine novembre, impossibile per il Mise continuare a fare debito, doccia gelata per i 300 lavoratori dello stabilimento di Mel. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Autorizzare i tamponi fai da te nelle aziende per i non vaccinati o la situazione sarà ingestibile, l'ha dichiarato il presidente della regione Zaia a 3 giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro. Io ho posto solo una questione, che non è sì Green Pass, no Green Pass. Usciamo un attimo da questo ragionamento, ne pongo una di pratica. In Veneto abbiamo 84% dei cittadini che hanno comunque intrapreso il percorso della vaccinazione, però resta questo 16% che è rappresentato anche da lavoratori. Quanti sono? Sono 590.000 lavoratori veneti, o meglio veneti in età lavorativa, dai 18, li abbiamo considerati dai 18 ai 65 anni, che se vorranno andare a lavorare avranno necessità ogni 48 ore di avere un tampone. Qual è la capacità produttiva di tamponi in Veneto? Ogni 48 ore 100.000 tamponi. Quindi è inevitabile che non si riesca a erogare il servizio a tutti. Numeri alla mano, il governatore Zaia evidenzia ancora una volta come a pochi giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass anche nei luoghi di lavoro sia praticamente impossibile effettuare tamponi per tutte le persone che ne abbiano necessità proprio per potersi recare al lavoro. Se un lavoratore non vaccinato vuole andare a lavorare e vuole sottoporsi al tampone, bisogna garantirgli il test. Perché a quel punto se nessuno gli fa il test, ormai abbiamo i casi di lavoratori che ci dicono sono andato a prenotarmi il test ma non c'è più posto nelle farmacie da nessuna parte, vorrà dire che quel lavoratore ha fatto tutto quello che doveva fare ma non ha trovato una risposta dal pubblico o dal privato. Per questo io penso che diventerà una situazione veramente difficilmente gestibile. Ma per far fronte a questa difficoltà la soluzione ci sarebbe, dice Zaia. Questo accade anche per i miei colleghi nelle altre regioni, quindi io dico ma perché non si fa un salto un po' più di qualità e siccome l'obiettivo è quello di fare il test, non si dà la possibilità alle imprese di utilizzare che sono i test rapidi che sono autorizzati, validati, sono stati oggetto di sperimentazioni e sono esattamente gli stessi test fai da te che si fanno in giro per il mondo. Qui da noi non sono fai da te ma dobbiamo avere un operatore che ce li fa. Ecco, se questo accadesse daremo una mano alle imprese che hanno necessità in questo momento di avere i loro lavoratori, anche perché di lavoratori non se ne trovano oltretutto. A me spiace poi che a livello nazionale ci sia qualche illustre rappresentante delle imprese che dice che non c'è nessun problema. Poi a livello locale, dove comunque i problemi li troviamo, vedo che anche il presidente Carraro di Confindustria solleva il problema, ma è inevitabile perché comunque questo è un problema. Io prevedo che ci saranno un sacco di lavoratori che non saranno riusciti a farsi il tampone. Prevedo che ci possono essere 2 alternative, o entreranno lo stesso in azienda oppure resteranno tutti fuori. Queste le dichiarazioni a margine della conferenza a Palazzo Balbi di presentazione di Vinitaly Special Edition, in cui Zaia è tornato sulla questione Prošek. Scava e ancora scava, insomma un pezzo di carta è saltata fuori. Non sono proprio così convinto che i croati siano titolari di quella parola Prošek. 30.000 tamponi al giorno in 1.000 farmacie in Veneto, sono già sotto pressione le farmacie, ma l'assalto ci sarà da venerdì con l'entrata in vigore appunto dell'obbligo di Green Pass al lavoro, boom di prenotazioni concentrate soprattutto in determinati giorni della settimana per ottimizzare la durata di 48 ore del certificato verde.
volumi, nell'ultimo mese le farmacie venete hanno eseguito 500.000 di tamponi. Abbiamo delle punte in questo momento di 30.000 tamponi al giorno e ci stiamo organizzando per poter fornire un servizio ancora più ampio. Farmacie prese d'assalto per le prenotazioni dei tamponi dal 15 ottobre, D-Day per l'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass al lavoro, sino addirittura alla fine di dicembre si fatica a trovare posti liberi, anche perché le richieste dei lavoratori sono concentrate soprattutto il lunedì, mercoledì e venerdì o la domenica sera nelle fasce orarie del primo mattino o serale per ottimizzare la validità di 48 ore del certificato verde. Abbiamo il problema di una domanda molto alta che si concentra in poche ore e questo ovviamente per noi è particolarmente oneroso perché la logistica delle farmacie non consente di ricevere in pochissimo tempo un numero troppo alto di cittadini. Ci stiamo organizzando per aumentare il numero delle farmacie che eseguono i tamponi, sono già parecchie, sono più di 1.000 per un totale di 1.400 farmacie in Veneto, quindi lo sforzo è veramente enorme. Il tampone in farmacia può essere eseguito dallo stesso farmacista o da un infermiere. C'è chi si sta organizzando con personale aggiuntivo, ma non è semplice, dicono i farmacisti, sia reperirlo sia rientrare nei costi. Eseguire il tampone in sé è una procedura velocissima, però oltre al professionista che esegue il tampone c'è poi del personale che è tutto il giorno sostanzialmente impegnato al telefono perché i cittadini chiamano in continuazione e poi c'è tutta la parte burocratica legata al caricamento dell'esito del tampone per la trasmissione alla regione e anche per la stampa del Green Pass. Torniamo ora agli scontri di sabato pomeriggio a Roma. C'è anche il veronese, leader di Forza Nuova, Luca Castellini, tra i denunciati. Intanto ieri sera a Ring, duro, botta e risposta sul ruolo delle forze dell'ordine. C'è anche il leader veneto di Forza Nuova Luca Castellini tra gli indagati per istigazione a delinquere dopo che la manifestazione di protesta contro il Green Pass è degenerata culminando nella devastazione della sede romana della CGIL. Castellini, ultras veronese già colpito da un daspo di 5 anni, a gennaio per frasi razziste è stato denunciato insieme ad altri 3 esponenti dell'organizzazione di estrema destra. Scontri, quelli nella capitale, che non smettono di far discutere. In diretta a Ring il senatore e coordinatore veneto di Fratelli d'Italia Luca De Carlo ha posto il dubbio sul ruolo delle forze dell'ordine, attirandosi la dura replica del capogruppo trevigiano del Partito Democratico Stefano Pelloni. Voglio che il ministro venga in aula e chiarisca la posizione delle forze dell'ordine, perché qui il senso dello Stato e il valore dello Stato e gli uomini dello Stato devono chiarire e essere liberi da qualsiasi fraintendimento circa il loro operato. Ma quale dubbio? Ma come fai ad avere questi dubbi? Fugare ogni dubbio che tu vedi sta girando in rete, perché io credo nel Stato, voglio che si fughi ogni dubbio rispetto all'atteggiamento delle forze dell'ordine. Io mi sento di escludere totalmente queste ipotesi, perché io le responsabilità non ho paura ad attribuirle, non sono di fantomatici, agenti provocatori, di complotti di qualcuno. No, è colpa di fascisti dell'estrema destra che hanno deciso di assalire il più grande sindacato italiano. Non possiamo parlare sempre di complotti, di agenti provocatori e di altre perché permettetemi, questa è una Elina Pertù, ed ora una notizia, proprio un'ultima ora arrivata poco fa da Vicenza, perché si è appreso che la Digos della Questura ha indagato 13 persone cosiddette antisistema, 2 delle quali per istigazione a delinquere per minacce al Presidente della Repubblica, al Premier Draghi, a esponenti del mondo scientifico e a giornalisti responsabili o sostenitori dei provvedimenti contro il Covid. Le indagini iniziate lo scorso luglio si sarebbero focalizzate in modo particolare nei confronti di post pubblicati sui social come Instagram o su un gruppo di discussione su Telegram. Negli scritti, oltre a frasi farneticanti e minacce, aizzavano i partecipanti ad azioni di protesta come fermare i treni o altre iniziative simili per guadagnarsi l'attenzione dei media.
Perché non sciogliere la CGIL? Bufera sulla segretaria della sezione leghista di Borgoricco della Lega. Il coordinatore regionale della Lega Alberto Stefani interviene, dice è una posizione personale e non del partito. Io propongo di sciogliere la CGIL in quanto inutile, dannosa e pericolosamente comunista. Questo è il post su Facebook scritto da Vania Gasparini, segretaria della sezione leghista di Borgoricco. Una frase postata all'indomani del vergognoso attacco alla sede della CGIL a Roma da parte dei militanti neofascisti di Forza Nuova, che ha subito scatenato le polemiche. A Borgoricco infatti il sindaco è l'onorevole Alberto Stefani, segretario regionale della Lega. Si tratta di una posizione personale che nulla ha a che vedere con la linea politica del partito, ha dichiarato Stefani, che condanna qualsiasi tipo di azione violenta. Sul profilo di Vania Gasparini non mancano inoltre frasi di solidarietà ai manifestanti di Roma e contro il Green Pass. E dopo i presidi spontanei di domenica scorsa in tutte le sedi della CGIL e anche del Veneto, il sindacato si sta organizzando per la manifestazione, la grande manifestazione prevista per sabato a Roma. Vediamo come si sta preparando la CGIL di Padova. Noi contiamo di portare davvero molte persone, insomma almeno 1 migliaio. C'è una risposta evidentemente spontanea dopo i fatti accaduti, non è che si fa fatica ad organizzare chiaramente i pullman a portare così tante persone, perché c'è sicuramente una reazione di popolo e democratica rispetto a un fatto inaudito di una gravità straordinaria. Saranno circa 1000 i padovani che sabato affronteranno il viaggio verso Roma per partecipare alla manifestazione indetta dai sindacati CGIL, CISL e UIL per rispondere e reagire all'assalto che sabato ha subito la sede storica romana della CGIL. Il segretario generale padovano Aldo Marturano invita tutti a riflettere sul fatto che 100 anni fa le azioni squadriste iniziarono proprio da attacchi a sedi sindacali. Il fascismo si affermò, iniziò ad affermarsi proprio attraverso azioni di questo tipo, ossia invadendo, devastando le sedi, le camere del lavoro, insomma sedi di rappresentanza dei lavoratori evidentemente. E l'aspetto che voglio evidenziare è che è la prima volta che viene invasa e danneggiata, devastata la sede della CGIL, comunque una sede sindacale nazionale nella storia della Repubblica. Le responsabilità di quanto accaduto a Roma per gli esponenti del sindacato sono chiare. È stato un agguato fascista. Forza Nuova è di fatto, dicono, una formazione fascista e quindi va sciolta immediatamente. Noi chiediamo ciò che la Costituzione prevede, insomma, si è perso troppo tempo da questo punto di vista. La 12ª disposizione della Costituzione prevede che organizzazioni che si richiamino al fascismo siano considerate fuori legge, insomma, né più e né meno. Ed ora la cronaca ci porta a Spinea con un tragico incidente che si è verificato nel primo pomeriggio. A perdere la vita un uomo di 55 anni. Un uomo di 55 anni ha perso la vita in un incidente frontale tra la sua utilitaria e un camion a Spinea. È successo poco dopo le 13 lungo la strada provinciale 81 in località Crea. Lo schianto è stato tale da rovesciare completamente l'automobile facendola finire in un fosso. Nonostante i soccorsi, il medico del SUEM non ha potuto far altro che constatare la morte del 55enne. I vigili del fuoco, arrivati da Mestre Mira, hanno messo in sicurezza i mezzi. L'autista del mezzo pesante, un'autocisterna alimentare, è rimasto completamente illeso. La polizia locale è intervenuta per eseguire i rilievi di legge e quindi ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 3 ore. Nel frattempo, chiusa via della Costituzione, il traffico, piuttosto sostenuto, è stato deviato sulla viabilità secondaria dalla polizia locale, ma senza particolari conseguenze per la circolazione. E per tutta la mattinata di oggi i colleghi del vigile Massimo Boscolo hanno portato fiori sul luogo dell'incidente costato la vita alla gente in servizio. Si attende intanto il nulla osta per i funerali.
Le sirene blu delle auto della polizia locale suonano mentre 2 agenti depositano dei fiori sul luogo della tragedia. L'omaggio dei colleghi a Massimo Boscolo, il vigile morto a seguito dei traumi riportati dopo un incidente mentre era in servizio. Il 34enne, originario di Chioggia, è deceduto dopo 48 ore di agonia nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Padova. I colleghi, disperati per la morte del giovane agente, hanno continuato a portare fiori e preghiere per tutta la giornata. Ho lavorato con Massimo, una grandissima persona, un collega eccezionale. Ci mancherà tanto. Le lacrime per una morte così assurda. Sabato mattina Boscolo era impegnato in via Romana Ponense in un servizio di scorta durante una manifestazione di handbike del team Obiettivo 3 fondato da Alex Zanardi. All'improvviso, mentre stava superando un'auto, è stato colpito da una vettura che stava effettuando una manovra di svolta. L'agente, prima di finire violentemente a terra, ha sbattuto contro un palo della luce e un cartello della segnaletica. Purtroppo ferite e traumi sono stati fatali. La famiglia ha deciso di donare gli organi, un ultimo gesto di generosità di Massimo. La gente che viveva a Chioggia con papà e fratello, vigili come lui, era arrivato alla polizia locale di Padova 2 anni fa. Prima era stato in servizio per il comune di Mira. Unanime il cordoglio dell'amministrazione comunale padovana con il sindaco Sergio Giordani, che pensa ad un momento per ricordare il vigile. Capo il granito sta organizzando, è stato ancora veramente infernale, sono stato un paio di 2 o 3 volte, speravo in un miracolo, già all'inizio era molto difficile, mi spiace tantissimo, visto anche i suoi colleghi erano veramente affranti. E un'altra morte ha funestato la cronaca dalla provincia di Padova. È stato ritrovato nella notte il corpo senza vita di un 55enne operatore sociosanitario con la testa all'interno di un tombino nel quale è affogato, probabilmente per cercare di recuperare qualcosa che gli era caduto. Sentiamo. Una morte macabra e dai contorni ancora poco chiari. Nella notte in via Palestro un uomo di 55 anni è stato ritrovato privo di vita con mezzo busto all'interno di un tombino. Sul posto è intervenuta subito la polizia. Pare che sia annegato probabilmente mentre stava cercando di recuperare un oggetto che era caduto all'interno del tombino. Il fatto è avvenuto in piena notte. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 3 quando il corpo a carponi con il mezzo busto dentro il tombino è stato notato da un passante. La vittima è Salvatore Masia, 55 anni, originario di Sassari e residente poco lontano dal luogo del ritrovamento. Non presentava segni di violenza e secondo il medico legale sarebbe morto soffocato a causa della fanghiglia presente dentro il tombino. Pare che prima della tragedia avesse assunto sostanze alcoliche. Ho avuto paura ma bisogna reagire, parla la nonna Coraggio di 94 anni che ieri pomeriggio è stata aggredita e rapinata in casa. Ero seduta là, guardi, e ho visto lui che con la testa faceva così, guardava se c'era gente forse. Là così era nel corridoio. Se l'è trovato davanti mentre stava pranzando in cucina, ma la signora Agnese, 94 anni, non si è fatta intimorire, affrontando quell'uomo con grinta e coraggio. Gli ho detto, ma come sei entrato qua a casa mia così? Lui è stato là fermo così, non ha parlato niente. E io le ho detto, guarda che io chiamo i carabinieri. Allora sono andata in cucina che è subito là vicino e ho preso il telefono. Allora lui ha cercato di strapparmi il telefono e dopo mi ha strappato la collana che avevo al collo e mi ha spinto per terra. È uscito e ha chiuso la porta della cucina a chiave. Agnese resta così bloccata in cucina mentre il delinquente, rovista nella vicina camera da letto. La donna non si rassegna e chiede aiuto. Io ho aperto la finestra, vedendo la porta chiusa, ho spalancato la finestra dall'altra parte e ho chiamato aiuto a voce alta. Si capisse che lui ha pensato adesso forse arriva qualcuno e se n'è andato. E dopo ho chiamato quello di fronte che era via e dopo è arrivato e ha chiamato i carabinieri e loro sono venuti. Ai militari la 94enne racconta le sequenze vissute e descrive l'uomo nel dettaglio. Era una persona per bene. Lui si è presentato così, lui non si è mosso di niente, ben pettinato che sembrava appena uscito dal barbiere, con un maglioncino scuro. Non aveva mascherina, non aveva guanti, non aveva niente. Per conto mio dell'est avrà avuto sui 20-22 anni, così giovane.
Sulle sue tracce militari per quella che è una vera e propria caccia all'uomo, Agnese oggi sta bene, forte e lucidissima, già di prima mattina è uscita di casa per andare a conferire le ramaglie, con lei il nipote. Stamattina sono stato a trovarla, le ho portato la brioche con la Nutella, insomma bisogna coccolarla sta signora, per cui però come vedrete è in gambissima, nel senso che è una persona molto forte. Lei ha reagito in una maniera fortissima. Sì, mamma mia, cosa ci fa? Tanta paura, però resta tanta paura. Ma sa che oggi ci penso e sono quasi più impressionata oggi che ieri, perché non sono più sicura di casa mia adesso. A Piove di Sacco, ora un video che ha fatto il giro della rete, una rissa tra giovanissimi in centro a Piove di Sacco. Il sindaco Gianella invita i genitori ad essere più presenti nella vita dei figli. Guarda botte. Sta destando molto scalpore il video postato in rete che ritrae una decina di giovanissimi azzuffarsi in mezzo a una rotonda a Piove di Sacco. L'episodio è di sabato sera. Le forze dell'ordine hanno preso in carico il filmato per i dovuti approfondimenti. Sono qualche decina i minori coinvolti, nessuno dei quali è rimasto ferito. In un primo momento si vede un giovane aggredito e buttato a terra quasi al centro della rotonda. Poco dopo arrivano degli amici a difenderlo, bloccando per qualche minuto il traffico. Il primo cittadino di Piove di Sacco, Davide Gianella, che sabato sera era sul posto con la polizia locale e i carabinieri, sottolinea come non bisogna ingigantire gli eventi e riportarli alla loro giusta dimensione. Quanto è successo qui a Piove di Sacco questo weekend ci interroga come genitori e come istituzioni. Piove di Sacco noi abbiamo investito moltissimo sulla sicurezza e il dispositivo messo in piedi, seppur in via emergenziale, insieme alla polizia locale e ai carabinieri, ha funzionato in quanto si è gestita la situazione in un'ottica preventiva. Chiaramente se ci sono dei reati questi sono al vaglio delle forze dell'ordine e per quanto riguarda il futuro stiamo valutando la risposta delle istituzioni che deve essere chiara e decisa. L'opposizione, per voce del capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Andrea Recaldin, primo a diffondere il video in rete, sottolinea come bisogna usare il pugno di ferro con chi si macchia di questi gesti. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, linea alla regia. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in studio con il telegiornale del Veneto. Andiamo nel bellunese, ACC a fine corsa, la produzione si fermerà a fine novembre. Impossibile per il Mise continuare a fare debito, la doccia gelata definitiva per i 300 lavoratori dello stabilimento di Mel è arrivata al termine della riunione del Consiglio di sorveglianza socio-istituzionale convocato d'urgenza nella sede del municipio di Borgo Valbelluna, dalla quale è emerso pure che il noto articolo 37 del decreto sostegni non è applicabile all'azienda. Subito il Consiglio ha richiesto la convocazione di un tavolo al Mise per trovare una soluzione. Naufragata l'asta per la vendita della società, l'assessore regionale Donazzana ha proposto l'affitto dell'azienda per qualche mese da parte di Fincantieri attraverso un'operazione simile a quella messa in atto per il salvataggio del mobilificio Santa Rossa a Pordenone. A Verona ora la polizia in servizio all'aeroporto Catullo ha rinvenuto 2 corna di rinoceronte nel parcheggio dell'aerostazione. L'incredibile scoperta è avvenuto dopo che la polizia di frontiera era arrivata alla segnalazione di una rete di recinzione del parcheggio trovata tranciata. Gli operatori della Polaria, una volta giunti sul posto, hanno constatato che a terra, vicino alla rete tagliata e a una delle auto parcheggiate, c'era uno zaino da cui si intravedevano le 2 corna. Il corno di rinoceronte è molto ambito nel commercio clandestino per via della polvere che ne viene ricavata, considerata nella medicina tradizionale orientale come miracolosa per le sue proprietà afrodisiache. Un corno viene venduto ai ricettatori
lavoratori ad un prezzo che può oscillare tra i 25 e i 200.000 euro. La polvere arrivava ad oltre 65.000 euro al chilo. Le 2 corna sequestrate a Verona si ritiene siano state oggetto di furto da qualche museo di storia naturale, sala espositiva di aste o collezioni private italiane o estere. Ed ora uno sguardo alla nostra programmazione di questa sera, rush finale in vista del ballottaggio 2021 in Veneto. La sfida principale, tutta interno al centrodestra, è quella di Conegliano, e questa sera su Antenna 3 l'atteso confronto tra Piero Garbelotto e Fabio Chiessi in una puntata speciale di Ring condotta dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. I temi della sicurezza, del turismo, della viabilità al centro del duello finale. Appuntamento quindi questa sera a partire dalle 21:15 su Antenna 3. Ed è tutto per questa edizione. Io vi ringrazio per l'attenzione. Come sempre uno sguardo alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi. Buona serata. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Siamo in piena fase autunnale nella giornata di mercoledì 13 ottobre, tempo buono e clima fresco. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto situazione decisamente tranquilla, con un po' di nubi alternate a spazi di sereno significativi e comunque più probabili e più ampi verso sera. Sarà comunque asciutto ovunque. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime invece tra i 14 e i 19 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui poche novità, prevale il sole dappertutto, non sono previste piogge e il cielo sarà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, massime sui 16-19 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato dappertutto, neve sui confini altoatesini dai 900-1000 metri. Temperature minime intorno ai 4-5 gradi, massime sui 17 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.